Eccoci ritornati in diretta, amici di Radio.0. Voi siete pronti per il 2023, per entrare a pieno nell'anno nuovo? Beh, c'è chi si è preparato al meglio perché c'è il calendario storico dei Carabinieri che per la prima volta parla in lingua friulana. È stata presentata proprio la versione in marilenghe della ricercata pubblicazione nata dalla collaborazione tra l'Arma, tra il Comando Legionale Carabinieri Friuli Venezia Giulia, la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, l'Arlef. È stata presentata alla stampa e quella in marilenghe è una anche delle 10 lingue in cui è stato tradotto il calendario 2023. Ci sono l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco, il portoghese, giapponese, cinese, arabo e sardo. Si tratta proprio di un vero e proprio omaggio al friulano per questa pubblicazione ambita collezionata in Italia e all'estero. Pensate un po' che da quasi 100 anni rappresenta un appuntamento importante nel panorama editoriale italiano. Proprio questa pubblicazione vuole seguire anche la via della sostenibilità tra i principi fondamentali che devono regolare la nostra convivenza nell'interesse delle future generazioni. Le 12 storie firmate dal giornalista e scrittore Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR, assieme alle immagini, l'azione dei carabinieri a difesa del nostro patrimonio naturale, vogliono divulgare proprio il sapere scientifico e raccontano della storia dei nostri carabinieri e della loro quotidianità. Ma noi andiamo subito a scoprire di più su questa importante pubblicazione. Con noi abbiamo avuto ospiti il generale Francesco Azzeni, comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle autonomie locali, e Eros Cisilino, presidente dell'Arlef, Agenzia regionale per la lingua friulana. Andiamo a sentire di più. Oggi abbiamo presentato, direi con un evento storico, abbiamo presentato il calendario dell'Arma in lingua friulana. Il calendario dell'Arma ha una tradizione lunghissima, nasce nel 1928, è ormai la 90ª edizione dopo una breve pausa post-bellica tra il 45 e il 49. Dal 1950 in avanti è stato sempre edito, portando un messaggio importante dell'Arma in giro per le tante case e i tanti palazzi istituzionali. Viene già tradotto da lungo tempo in 8 lingue ufficiali, dal 2008 anche in lingua sarda, e da quest'anno la 10ª traduzione è appunto in friulano. E con questo faccio gli auguri di cuore a tutti quanti i friulani, che passino un sereno Santo Natale e un anno di felicità, di tanta salute del 2023. Racconta la storia di un paese, dell'Arma dei Carabinieri. Il fatto che sia stato fatto in lingua friulana non può che farci piacere, perché significa, è un simbolo forte di come lo Stato voglia far uscire dalle mura di casa una lingua che è parlata da oltre 600.000 cittadini del Friuli Venezia Giulia, per dare tutta quella dignità che le spetta e che la dovrebbe vedere parlata in tutti i contesti della vita sociale di una persona, della vita di una persona, in tutti i contesti, da quello lavorativo a quello istituzionale. Quando parliamo di istituzioni, con l'Arma dei Carabinieri non so cosa ci sia più di istituzionale. Stiamo presentando il calendario dei Carabinieri in lingua friulana, la prima volta che viene stilato in lingua friulana, ed è per noi un grande successo e un grande momento di vicinanza con la popolazione che riconosce nei Carabinieri un grande valore di aiuto e di ascolto, per cui dal momento che anche i forestai come fanno parte dei Carabinieri, forestai che conoscono bene il territorio furlan, ma di tutta la regione, abbiamo pensato che un segnale come la lingua friulana, la marilenghe, potesse essere essenziale per trovare quei collegamenti che poi verranno sviluppati anche nel futuro. Per cui ringraziamo l'Arma e soprattutto siamo così felici di aver portato nella nostra comunità un'icona in lingua friulana che era attesa ormai da tempo. Tanti auguri di buon Nadal a tutti di chi dalla presentazione del calendario dei Carabinieri in lingua friulana, ma siamo sicuri che il 2023 sarà un anno pieno di sorprese e pieno di belle iniziative, soprattutto in lingua friulana. Non potevano mancare quindi i nostri auguri anche da parte di Radio.0 in lingua friulana. Grazie a tutti i nostri ospiti. Io vi ricordo che tutte le nostre interviste e i video li trovate anche sul nostro sito radio.0.it, oltre che sui nostri canali social, dove potete continuare a seguirci per tutti gli aggiornamenti. Un saluto quindi in lingua friulana. Noi ritorniamo tra poco ancora per tante curiosità e novità qui su Radio.0. Tra poco, amici.